Benvenuti a tutti i tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie di Napoli. Andiamo al video. Al termine della partita contro il Napoli, l'allenatore del Genoa Patrick Vieira interverrà nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti. Penso che stiamo continuando quello che abbiamo fatto contro il Milan. Eravamo frustrati perché non abbiamo ottenuto punti. Quello che abbiamo ottenuto oggi è stato meritato perché abbiamo avuto la mentalità giusta e abbiamo messo sotto pressione il Napoli. Sono molto orgoglioso. Abbiamo giocatori di personalità, capaci di coprire fisicamente il campo. Abbiamo avuto la giusta aggressività e, tatticamente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per ottenere punti contro il Napoli. Suanor, autore del primo gol, è un giocatore di grandi qualità, ma è anche giovane. Dopo la partita di oggi, è uscito dal campo più forte. Era solo la sua seconda partita, perché era infortunato. Ha un grande futuro. Tanto coraggio e la squadra gioca a calcio. Tutti i giovani lavorano bene, sono seri e hanno voglia di migliorare. Abbiamo visto Bani entrare, con la sua esperienza e la sua calma, ha aiutato la squadra. Stai già lavorando al futuro? Abbiamo giocato una partita oggi, e contro il Milan, che ha dimostrato come vogliamo finire il campionato, con intensità e concentrazione. Vedremo cosa succederà più avanti. Sono concentrato a finire bene il campionato. Questo gruppo se lo merita tanto, è stato davvero fantastico. Su Vasquez, è un esempio per il gruppo, cerchiamo di giocare con intensità e oggi abbiamo dimostrato qualità e personalità, reagendo 2 volte. Abbiamo giocato una partita di alto livello. Su Messias e Vitina, hanno avuto una stagione difficile fisicamente. Hanno giocato bene, ma è stata una stagione difficile in attacco a causa degli infortuni. È stata fondamentale la pressione che hai messo sul Napoli? Il Napoli è una squadra molto tecnica con centrocampisti molto forti. Per noi era importante essere aggressivi perché i nostri centrocampisti li hanno messi a dura prova. I portieri hanno fatto la differenza oggi? Per ottenere un risultato qui, il portiere deve fare una grande partita. Accettiamo la sofferenza, ma mettiamo pressione. Il nostro portiere ha fatto una buona partita oggi. Al termine della partita contro il Genoa, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti. Hai giocato il bonus? Come vengono gestite queste settimane? Cambierà qualcosa? Non cambierà molto. Faremo quello che abbiamo fatto finora. Mancano 2 partite, siamo sempre stati in cima alla classifica, quindi abbiamo già gestito questa situazione in passato. Abbiamo giocato il bonus pareggio. È un peccato perché oggi meritavi molto di più. Quando tiri in porta 11 volte e gli altri 2 segnano 2 gol, questo fa parte del calcio. Stasera non siamo stati molto precisi nei dettagli. Abbiamo sempre concesso poco, ma oggi abbiamo subito 2 gol di testa che avremmo potuto fare meglio. Ma i ragazzi hanno dato davvero il massimo. C'è stato un altro evento inaspettato con Lobotka. Cercheremo di dare il massimo nelle ultime 2 partite, che vinca chi se lo merita, non dico il migliore. Le situazioni da gol e i momenti finali avrebbero potuto essere gestiti meglio? Col senno di poi, sì, c'è stato un calcio piazzato e un cross dalla 3/4. Quando subisci un gol, c'è sempre margine di miglioramento. È un peccato, abbiamo avuto anche l'occasione di segnare nel finale. Oggi non siamo stati efficaci e alla fine abbiamo pareggiato una partita che pensavamo di avere in vantaggio. C'è amarezza, dovremo digerirla domani. Saranno 2 partite difficili, ma abbiamo ancora tutto in mano e vogliamo continuare a sognare e a dare soddisfazioni ai napoletani che ci hanno trascinato anche oggi. La squadra doveva volare? Oppure la prima metà è una coincidenza? Oggi mi chiedete del primo tempo. Non siamo mai riusciti ad accontentare tutti e a giocare entrambi i tempi come Dio ha voluto. Anzi, abbiamo iniziato molto bene e abbiamo segnato. Il pareggio ha sicuramente creato un po' di ansia, ma non ho visto nulla di troppo negativo. Poi nella ripresa abbiamo ripreso il controllo e abbiamo segnato un gol. Dobbiamo assolutamente segnare di più. Quali sono le condizioni di Lobotka? Ha ancora la caviglia che aveva a Lecce, ma credo che ora sia un po' più grave.
Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato a DAZN dopo la partita tra la squadra campana e il Genoa. Queste le sue parole: l'importante è mantenere la calma. Il Genoa è una squadra forte e lo ha dimostrato. Dobbiamo preparare bene le ultime 2 partite. Dobbiamo mantenere la calma. Ripeto, mi aspettavo un campionato così. Le squadre più forti sono lì. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che il Napoli vincerà lo scudetto? O no? Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!